ricevute tutte le registrazioni perché è stata la primissima cosa con cui la signora Rotaru Eugenia è venuta nel nostro studio, perché non ci credeva mai che sua figlia si potesse mai, cioè che potesse fare un gesto di questo genere. La Nicoletta era felicissima e quindi non ci sono stati dei motivi per cui potesse insomma far fine alla sua vita. La svolta, o meglio la spinta decisiva alle indagini sulla morte di Nicoletta Rotaro è arrivata dalle legali della famiglia della 39enne morta il 2 agosto 2023. Le avvocate Tatiana Vigia e Roberta Cerchiaro avevano ricevuto dalla madre di Nicoletta tutti gli audio dei litigi con il marito violento Eric Zorzi, che la 39enne le inoltrava, e così hanno più volte sollecitato la procura portando come prova i messaggi. Le due legali per mesi hanno cercato di recuperare il PC di Nicoletta e il suo telefono, che i carabinieri avevano sequestrato 6 mesi prima, all'alba del 2 agosto, quando erano intervenuti per quello che sembrava essere un suicidio, ma che in realtà a tutti gli effetti è risultato essere un omicidio. Poi dopo i colloqui con i carabinieri, con i quali abbiamo parlato per ore e insistito appunto di tirar fuori le cose che sono state sequestrate, tra cui era quel famoso telefonino che non sapevamo dove fosse, perché uno è stato sequestrato e l'altro no, senza SIM, è rimasto ancora in casa di Nicoletta, e invece quello che appunto conteneva quella registrazione che purtroppo Nicoletta non ha, oltre alla registrazione di quella notte aveva anche altre registrazioni di minacce, è l'unica cosa che non è riuscita a salvare in iCloud. Solo a gennaio il cellulare di Nicoletta viene analizzato e dopo 2 mesi le avvocate finalmente ricevono la copia forense con l'audio di quella terribile notte che incastra Eric Zorzi. Siamo a marzo e Nicoletta è morta da 7 mesi. Dubbi non solo nostri ma di tutti quanti, insomma, perché nessuno ha mai creduto nel suicidio, neanche nell'istigazione. Le due legali, che prima avevano chiesto che almeno l'indagine fosse per istigazione al suicidio, visto che dall'autopsia non emergevano elementi, hanno le prove e l'indagine diventa per omicidio aggravato. Eric Zorzi, che fino a quel momento è rimasto libero, viene arrestato. Noi sin da subito abbiamo capito che, perché dalle registrazioni emergevano anche maltrattamenti anche nei confronti delle figlie, per cui noi preoccupatissime proprio dell'incolumità delle bambine, abbiamo appunto proibito a tutti di pubblicare qualunque cosa, per non insomma, per non che non succeda qualcosa di peggio alle bambine. Ora l'attesa per il 17 settembre, quando è prevista l'udienza preliminare per il 42enne accusato di omicidio volontario aggravato, e la speranza che la famiglia di Nicoletta possa avere giustizia. Era inquietante sentire quei sforzi per cercare di respirare.